La macchina dell'ufficio tecnico urbanistico del comune di Agrigento è stata rimessa in funzione per normalizzare gli iter burocratici e avviarsi con grande celerità verso traguardi di efficienza. Parola del primo cittadino Marco Zambuto, che nel riconoscere la complessità e la delicatezza del settore urbanistico non manca di sottolinearne l'importanza strategica per lo sviluppo edilizio della città. Pertanto, accogliendo le sollecitazioni pervenute da parte dei privati cittadini, ma anche del vicepresidente di Confindustria Agrigento Pierangela Graceffa, il sindaco Zambuto e la sua amministrazione hanno ripreso, cercando per quanto possibile di potenziare le attività relative alle procedure per le concessioni edilizie, garantendo inoltre il massimo impegno da parte dei funzionari del settore urbanistico e assicurando anche un'informazione periodica sui reali dati prodotti dagli uffici comunali, in aderenza, aggiungono, a quello spirito di trasparenza che ha sempre caratterizzato la loro amministrazione. A dimostrazione di ciò, il comune fa sapere che gli indicatori più significativi dell'attività svolta nel campo dell'edilizia privata e delle sanatorie edilizie dal mese di luglio al mese di novembre del 2011 mostrano un totale di 338 pratiche evase, di cui 29 riguardanti l'edilizia privata già determinata in attesa di rilascio di concessione, 37 le concessioni edilizie rilasciate, 64 le autorizzazioni, 68 le DIA, ovvero dichiarazioni di inizio attività presentate, e 140 le concessioni in sanatoria, per un totale di incassi per le concessioni edilizie di quelle in sanatoria aggiornate al mese corrente di circa 2 milioni di euro. E al fine di consentire un rapporto più diretto tra comune e cittadino, affinché quest'ultimo non sia più costretto a lunghi pellegrinaggi tra i vari uffici per seguire personalmente i vari passaggi burocratici delle proprie pratiche, l'amministrazione comunale ha di recente voluto potenziare con ulteriore personale lo sportello unico per le attività produttive. Un efficiente sportello, informano, che in questi ultimi mesi ha definito 10 provvedimenti, soprattutto per occupazione di suolo pubblico, mentre 25 pratiche per l'istruttoria presso i vari uffici comunali competenti sono ancora in itinere.